Alfredo Pedulla, ben ritrovato. Commenterei questo Napoli che secondo te può tornare in corsa anche per lo scudetto? Se l'Inter sta sempre al palo, sì. Dipende dall'Inter più che dal Napoli. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare, una partita sinceramente bruttina, però contano i 3 punti, così ci hanno insegnato, soprattutto quando mancano 9-10 giornate alla fine. Conte ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, ha ritrovato soprattutto De Bruyne, anche oggi per me molto bene. Dipende dall'Inter, non dal Napoli. Il Napoli può anche vincere tutte. Se l'Inter si ferma 2-3 volte, l'Inter può anche decidere di suicidarsi. Non credo, però l'ultima Inter non è che mi abbia convinto molto. Perché Conte, tra l'altro, questa sera è partito con titolari Lobotka e De Bruyne e anche McTominay, che poi ha fatto il gol vittoria. A proposito di questo, io vi faccio vedere il servizio con la vittoria del Napoli per 1-0 a Cagliari. Vedo prontissimo anche il nostro corrispondente da Napoli, Vincenzo Credendino. Buonasera in 30 secondi. Adesso anche il Napoli squadra crede in questo scudetto? Buonasera intanto Deborah, buonasera a tutti coloro che sono in studio e che ci seguono. A sentire le parole di Antonio Conte nel post partita, più che crederci, si parla del gusto, del sapore di poter tornare almeno a pensare di mettere pressione a chi è davanti. Sono 6 per una notte i punti di distacco dalla capolista e ci si può crogiolare in questo pensiero, detto però che obiettivamente il traguardo raggiungibile in questo momento è la Champions League, la qualificazione alla prossima Champions League. Se non ci crede Credendino, però allora è difficile che ci credano gli altri. Allora, a parte il gioco, esatto, col nome, però 3 giorni fa il nostro corrispondente da Napoli ci diceva, senza ancora questo -6 dalla vetta, Napoli città sorprendentemente crede ancora nello scudetto. Oggi però fa capire che anche il Napoli sta riassaporando la questione. Ma voi cosa perché dite? non pensate? Il Napoli diciamo senza coppe, Conte lo sappiamo, rende molto di più. E con tutti i recuperati. E certo, come dicevamo prima, il Napoli può tranquillamente vincerle tutte perché è una squadra fortissima, poi ha avuto le sue difficoltà, i suoi problemi, è arrivata 30ª nel girone, lo sappiamo, una marea di infortuni e tutto quello che possiamo dire. Dopodiché, voglio dire, domani c'è già per esempio Fiorentina-Inter, che insomma la Fiorentina se la deve giocare. Credo sia domenica. Domenica, scusate. Comunque il concetto è quello che l'Inter... Pensavo che fossimo già oltre mezzanotte. Esatto, per 48 minuti ho sbagliato. Dopo la battuta sul Credendino stavo già abbandonando lo studio. Poi mi metti Fiorentina Inter sabato, vediamo se mi metti la finale di Champions martedì e ce ne andiamo. È probabile. Vabbè, ma il concetto comunque non cambia per 48 minuti, cioè nel senso che la Fiorentina si deve giocare la partita alla morte, l'Inter l'abbiamo detto che nelle ultime giornate è in discreta difficoltà, sembra insomma un po' affannata e appannata, e certo che se l'Inter comincia a perdere qualche punto, tutte quelle che stanno dietro insomma a parecchi punti ancora ci possono credere, perché no? Dopodiché mai mollare, ma l'Inter insomma solo lei lo può perdere. Io non posso essere certo sospettato di essere tifoso dell'Inter, nemmeno simpatizzante, però credo che il discorso scudetto sia chiuso, perché a bocce ferme lunedì l'Inter sarà o con 6 o con 7 o con 9 punti addirittura di vantaggio, ancorché l'Inter sia in frenata, ma lo è solo contro le squadre diciamo di una certa categoria, scontri diretti o similari. La forza dell'Inter di quest'anno è che non ha mai buttato via punti contro le piccole e credo che non lo farà nemmeno questa volta. E dietro non mi pare che Milan e Napoli stiano andando di gran carriera, anzi anche oggi il Napoli in tutta onestà ha fatto una fatica anche Conte non era contento, non l'hanno incredibile a portare a casa i 3 punti, quindi io sono d'accordo, secondo me l'Inter ha un margine importante, però il nostro campionato ci ha abituato che le piccole che devono lottare, in questo caso la Fiorentina è una piccola per caso, perché la Fiorentina si trova in questa zona di classifica, nessuno di noi se l'aspettava, e ha una rosa comunque che può in una partita secca impensierire l'Inter. Io l'ho vista bene con la Cremonese, anche la vittoria con Rakov comunque ci dà l'entusiasmo, e sicuramente l'Inter deve andare a fare molta attenzione. Poi storicamente l'Inter qualche punto l'ha lasciato a Firenze, anche in situazioni in cui era strafavorito, e dunque una partita molto da prendere con le pinze. Però è anche vero che se il Milan contro la Lazio, che tutti quanti erano convinti che sarebbe andato all'Olimpico, avrebbe comunque vinto, in una Lazio che comunque ha degli up and down, non è una squadra costante, invece ha perso,
penso che la sconfitta può avere anche degli strascichi, perché domani arriva un Torino in salute, un Torino che anche quando è andato a perdere a Napoli ha giocato comunque una partita fino alla fine, e dunque un Torino che viene a Milano, perché comunque San Siro ci dà sempre degli stimoli importanti, non c'è ancora la matematica certezza della permanenza nella categoria, domani il Torino verrà a dare battaglia anche per dare una gioia ai suoi tifosi, perché una tifoseria che soffre vive anche di partite importanti che comunque ti fanno assaporare in maniera diversa la stagione. Vincenzo Credendino, perdonatemi, corrispondente da Napoli, visto che stavamo parlando del futuro di Spalletti, Conte ha un futuro legato anche all'obiettivo scudetto, perché adesso la questione Champions credo sia abbastanza scontata per la posizione che ha il Napoli. Diciamo che la conquista dello scudetto, anziché togliere dubbi, ne aggiungerebbe, perché qualsiasi squadra quando si trova a programmare la stagione successiva deve fare innanzitutto i conti con quelli che sono i discorsi economici, e quindi il Napoli, una volta avuta la certezza di qualificarsi alla prossima Champions, può andare da Conte, o lo stesso fare il tecnico con il Napoli, mettersi ad un tavolo e andare a capire se si può trovare un punto d'incontro rispetto a quelle che sono delle esigenze forse opposte. Da un lato quella del club di rivedere in qualche modo il proprio modello di business, ritornare a fare player trading e quindi abbassare di conseguenza il monte ingaggi, dall'altra quella di Antonio Conte è quella di un tecnico che tende sempre a guardare più all'istante che all'immediato futuro. Dicevo che lo scudetto al massimo con una battuta aggiungerebbe un elemento più di disturbo che peraltro, perché a quel punto si tratterebbe di guardare ad una squadra che avrebbe vinto 2 titoli consecutivi, difficile far meglio in quel caso, e mi aspetto a quel punto che possano esserci ulteriori valutazioni in merito. Attenendoci a quella che è la realtà dei fatti, andiamo a raccontare, ripeto, da un lato la certezza della qualificazione alla Champions League, che deve essere il punto iniziale da cui partire, soprattutto dal punto di vista economico, e lì capire poi quali saranno gli argomenti e i punti eventuali di incontro tra club e allenatore, per capire se effettivamente ci sono le possibilità per andare avanti. Sicuramente dobbiamo aggiungere 2 aspetti. Il primo è che lo stesso Antonio Conte è stato possibilista ultimamente nelle sue dichiarazioni, ha ricordato che c'è un altro anno di contratto, per cui la situazione ad oggi non è sicuramente di quelle complicate. Secondo fattore, guardando alla contingenza in giro per l'Europa, quelle che sono le panchine in giro per l'Europa particolarmente appetibili o comunque in ottica Conte, non mi sembra che ne spicchino di particolari a tal punto tale da andare ad influenzare il discorso partenopeo con forza e vigore. Grazie a Vincenzo Credendino per essere stato con noi. Ciao amici azzurri, voglio partire subito da voi. Cosa ne pensate dell'analisi e dei commenti del post partita, dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari? Avete sentito anche voi questo ritorno di entusiasmo, questo riaccendersi del dibattito sullo scudetto? Oppure pensate che sia ancora presto per parlarne? Perché la sensazione è proprio questa. Il Napoli vince, convince a tratti, ma soprattutto resta lì, agganciato al treno delle prime. E quando sei lì, a pochi punti, con ancora tante giornate davanti, il sogno non può essere vietato. Andiamo con ordine e partiamo, come sempre, dalle pagelle. Tra i pali Milinkovic-Savic, voto 6, una partita tutto sommato tranquilla, qualche intervento ordinario, un paio di rinvii non perfetti ma mai veramente sotto pressione. Giornata serena e ogni tanto ci voleva anche questo. Nel pacchetto difensivo troviamo un Beuchema, voto 6, in crescita evidente. Si sta adattando sempre meglio alla difesa a 3, legge bene le situazioni, tiene botta nei duelli e prova anche a proporsi in avanti. Non è ancora dominante, ma i segnali sono positivi. Accanto a lui Alessandro Buongiorno, voto 6,5. Sempre più leader silenzioso di questa difesa, aggressivo, puntuale negli anticipi, solido negli interventi. È lui a sporcare il pallone nell'azione che porta al gol di McTominay. Prestazione di grande affidabilità. Completa il reparto Olivera, voto 6. Corre tanto, si sacrifica, ma ha anche un momento di leggerezza quando perde un pallone pericoloso che poteva costare caro.
Per fortuna il Cagliari non ne approfitta. Nel finale entra Juan Jesus, senza voto. Sugli esterni Politano, voto 6. Buona partita fatta di movimento, dribbling e cross interessanti. Dialoga bene con De Bruyne e mette in difficoltà la difesa avversaria. Nel finale entra Spinazzola, voto 6,5, autore di un salvataggio pesantissimo che vale quasi come un gol. In mezzo al campo troviamo Lobotka, voto 6. Corre, lotta, ma non è nella sua versione migliore. Rischia anche il cartellino rosso per un intervento duro. Fa il suo, ma senza brillare. Al suo posto entra Alison Santos, voto 6. Qualche buona iniziativa, ma anche un ritmo non sempre all'altezza delle richieste di Conte. Gilmour, voto 6. Tanta corsa, ma anche diversi errori nei passaggi, soprattutto nella prima parte di gara. Cresce nella ripresa e questo gli consente di restare in campo più a lungo. Poi entra Anguissa, voto 6, minuti preziosi per ritrovare la condizione. Sulla fascia troviamo Gutierrez, voto 6,5, una partita di grande intensità fisica contro un avversario complicato. Difende con grinta, ma nel finale commette un errore che poteva costare caro. Gli va bene. E poi arriviamo ai protagonisti. Scott McTominay, voto 7. Bastano 90 secondi per lasciare il segno. Gol immediato, partita indirizzata e presenza costante in mezzo al campo. Quando parte in progressione è difficile da contenere, è diventato uno dei simboli di questa squadra. Accanto a lui Kevin De Bruyne, voto 6,5. Non ha bisogno di strafare per far capire chi è. Ogni pallone che tocca ha un senso, una logica, una visione. Dirige, orchestra, insegna calcio. È il cervello di questo Napoli. In avanti Rasmus Højlund, voto 6,5. Lotta contro tutta la difesa del Cagliari, si muove su tutto il fronte offensivo, protegge palloni e fa salire la squadra. Non trova il gol, ma il lavoro che fa è fondamentale. Infine Antonio Conte, voto 7. Il Napoli parte fortissimo, segna subito e poi gestisce la partita con intelligenza. Non è una gara spettacolare, ma è una gara da squadra matura. 3 punti pesanti, senza subire gol. Era quello che serviva. Questo Napoli forse non incanta sempre, forse non è ancora continuo, ma è lì. È secondo, a -6 dall'Inter, con ancora tante partite da giocare. E soprattutto ha ritrovato solidità, equilibrio e consapevolezza. Il dato più importante? Non subisce gol. E quando una squadra di Conte inizia a chiudere le partite così, significa che qualcosa sta cambiando davvero. E allora sì, il sogno scudetto può tornare ad affacciarsi. Non è facile, non è scontato, ma è lì a portata di sguardo. E questo basta per crederci. Adesso però voglio sentire voi. Il Napoli può davvero rientrare nella corsa scudetto? Oppure bisogna restare concentrati solo sulla Champions? Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi le prossime analisi, le reazioni, i dibattiti e tutte le notizie sul mondo Napoli. Noi ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli sempre!